Buonasera e bentrovati a un'altra puntata di Screenshot. Questa sera parliamo di arte, di belle arti a dire la verità, con il direttore dell'Accademia delle Belle Arti Tiepolo di Udine, Fausto De Ganuti, che è venuto a trovarci. Buonasera direttore. Buonasera a voi, grazie per l'invito. Direttore, ma anche anima insomma, di questa accademia che negli ultimi anni ha assunto un ruolo di grande rilievo, formando tanti ragazzi in vari settori. Insomma, ce lo facciamo un po' raccontare da lei, anche perché è recente un po' insomma, un ampliamento degli orizzonti da parte vostra, insomma, con nuovi spazi, perché i numeri sono diventati veramente importanti. Sì, noi siamo partiti 8 anni fa con un corso in graphic design per l'impresa. L'idea nostra era di raggiungere 50 iscritti, il primo anno ne abbiamo fatti più di 70, siamo stati costretti anche a tagliare qualcuno, che per noi è stato veramente un colpo al cuore. In questo momento, con l'apertura degli altri 2 corsi in architettura di interni e in pittura, con il corso per i tatuatori, che è un corso triennale, ormai diventato internazionale, siamo circa 900 ragazzi. Insomma. Ecco, da quello che era un po' un'idea, un sogno, è diventato un sogno più che concreto, perché insomma, voglio dire, l'Accademia di Venezia insomma, ha numeri poco più grandi dei vostri, pur essendo così storica, quindi vuol dire che i passi che avete fatto insomma, sono decisamente importanti. Ecco, dicevamo i numeri, ma anche l'ampliamento degli spazi, ecco, cioè questo diventare un po' più grandi. Sì, abbiamo preso 850 metri attaccati a quelli che avevamo già, dove una volta c'era l'Università della Terza Età, e pertanto questo ci permette anche di poter dare la possibilità a un corso di eccellenza che abbiamo solamente noi, che partirà a novembre. In Italia è l'unico in art building, che è un master annuale a numero limitato, non più di 20 persone, riservato in gran parte, no, senza in gran parte, solamente a laureati. E anche questo per noi è un motivo di grandissima soddisfazione, perché per avere questa autorizzazione da parte del Ministero non è stata una cosa facile, perché ci hanno fatto le pulci su tutto il lavoro che abbiamo fatto in precedenza, che non ci fossero state delle falle nel reparto scolastico di quello che avevamo fatto. Quindi noi siamo molto contenti, spero che anche in futuro di ampliare questa offerta formativa che noi in questo momento diamo su un territorio dove l'Accademia di Belle Arti di Udine è l'unica della regione. Ecco, diceva quest'ultimo corso, che tipo di figure verranno formate, cosa andranno a fare? Questo di Art Building è un corso che servirà in modo particolare per tutti quegli insegnanti o quei professionisti che vogliono tenere il gruppo, cioè fare il team. Ed è un corso che avrà degli insegnanti altamente specializzati e di grande formazione professionale, e pertanto io credo che anche questo sarà un'eccellenza del nostro insegnamento. Che tipo di ragazzi vengono da voi? Insomma, immagino che vengano anche da molto fuori il Friuli. Beh, da noi vengono da tutte le scuole superiori, dagli istituti tecnici, dai ragionieri, in gran parte vengono dai licei artistici. Noi qui in Regione abbiamo 4 licei, tutti di elevato livello, Trieste, Gorizia, Pordenone, che poi ha Cordenons, e quello di Udine, che poi tra le altre cose quello di Udine negli ultimi anni, negli ultimi 10 anni ha fatto un salto di qualità straordinario, e secondo me è diventato un liceo veramente di grandissima qualità. I ragazzi che vengono da noi provengono da questi percorsi. Chi non ha fatto il percorso del liceo artistico, per poter entrare, tranne quelli che fanno il corso di pittura, devono sostenere un esame, un test d'ingresso, perché noi vogliamo capire che non vengano lì a perdere tempo. Certo. No, comunque il livello, diceva, è comunque mediamente molto alto già all'ingresso. Ecco, sì, il livello è alto. Abbiamo
una percentuale di ritiro praticamente irrisoria, il numero degli allievi suddiviso tra maschi e femmine è 70-30 a favore delle donne, perché le donne sono molto più artistiche, no? No, ma no, le donne sono molto più, le ragazze sono molto più precise, poi quando loro, ma anche in tutte le cose, quando loro cercano un obiettivo vanno fino in fondo, fino a quando non lo raggiungono non lo muovono, insomma. Sì, sì. Ecco, a livello appunto, quando dicevo di percentuali, ci si chiede oggi, insomma, si può mangiare con l'arte, insomma, anche per gli sbocchi che sono quelli poi professionali, insomma, sicuramente in molti aspetti, insomma, che voi curate, sicuramente questo sì, in altri magari c'è un po' di più difficoltà, naturalmente. Beh, noi abbiamo, nei 3 corsi che noi abbiamo, quelli che fanno, che si laureano, che prendono la laurea del primo livello, perché il corso di graphic design quest'anno partirà anche al secondo livello, praticamente facciamo tutto il quinquennio universitario. Esatto. Quelli che fanno il terzo livello, fino adesso, l'80% trovano lavoro nel giro di qualche mese, un po' che rimangono nelle aziende o negli studi dove vanno a fare gli stage o i workshop perché vedono la qualità dei ragazzi, e altri si mettono in proprio, aprono partita IVA e quindi si mettono in gioco, e questo per noi è un motivo di grande orgoglio, perché dobbiamo cominciare a pensare che anche loro devono saper creare azienda come abbiamo fatto tutti nel corso della nostra vita. Certo. E poi c'è la parte della pittura che lì, insomma, diciamo è talento puro, magari un pochino più difficile al giorno d'oggi riuscire a sfondare, ecco, per evidenti motivi. Lì c'è un problema che noi in Italia difficilmente riusciremo a eliminare, perché non abbiamo la cultura di molti altri paesi, vedi la Francia, gli Stati Uniti, ma anche la Germania. I ragazzi giovani che fanno pittura, cioè che fanno arte figurativa, gli scultori, non vengono assolutamente aiutati. Negli altri paesi i governi aprono delle finestre per questi ragazzi, perché altrimenti non hanno la possibilità di vivere. O tu entri dentro in una galleria o in un contesto di mercato che può essere tante volte anche abbastanza birichino, no? Oppure devi adattarti a sopravvivere con quello che fai e poi magari fare anche delle altre cose. Noi abbiamo perso con questo discorso moltissimi talenti, sì. No? Talenti straordinari, che io ne ho conosciuti anche molti, che poi alla fine dicono, vabbè, ho 30 anni, devo mettere su famiglia e devo in qualche maniera anche mantenerla sta famiglia. E vanno all'estero, poi di fatto. Ma no, ma anche rimangono qua, ma fanno altri mestieri, no? Vanno a fare, cosa so, il tipografo, vanno a fare queste cose che sono comunque legate a quel mondo lì. Sì. Ecco, sul fatto dell'estero magari rischiamo anche in questo settore come in altri di comunque investire, formare dei talenti che poi altri paesi, insomma, sfruttano perché hanno magari l'occhio un po' più lungo e una maggior sensibilità su questo versante. Ma quelli che fanno ad esempio i corsi di moda, no, in queste grandi università che poi sono tutte quante private, non sono statali, Milano, Roma, che escono dai 5 anni, ma anche dai 3 anni, finiscono tutti a lavorare in Svizzera, in Francia, in Germania, e molti di questi poi collaborano anche con delle case di moda cinesi, no? Perché qui non trovano spazi, poi la competizione qui in Italia, uno non molla, è un po' come la politica, il cadreghin non lo molli mai, no? E quindi anche questo, insomma. Ecco, anche su questo fronte quanto è difficile lasciare spazio ai giovani, magari in tanti casi insomma, le aziende danno fiducia a questi giovani perché arrivano, sono preparati, hanno la capacità di portare anche nelle nostre aziende sicuramente qualcosa di innovativo, anche per lo stesso entusiasmo che si portano dietro molto spesso. Sì, no? ma questi giovani però devi dare loro la possibilità di vivere, non di sopravvivere. Devi dare la possibilità di vivere, perché il talento
voglio dire, non sei Zuckerberg che improvvisamente ti metti in una cantina e fai questa cosa qua, ce n'è uno su 1 miliardo che fanno questa cosa. E neanche lui, diciamo che insomma, il successo no. che ha avuto non è stato proprio tutto casuale, evidentemente. No? E pertanto noi dobbiamo avere fiducia su questi ragazzi perché hanno talenti incredibili, va bene? Dobbiamo investire su di loro perché loro possono dare in cambio una grandissima, ma grandissima mole di creatività. Questo è. E su questo naturalmente bisogna anche scommettere, investire, fare uno sforzo anche diciamo generazionale, perché insomma sono il nostro futuro, però insomma bisogna dar loro l'opportunità di dimostrare quello che valgono. Insomma. E i ragazzi alla fine che titolo hanno quelli che escono dall'Accademia delle Belle Arti? Sono come l'università, quindi sono dei laureati, 3 anni per chi fa 3 anni, il primo livello e il secondo livello, nelle discipline. Poi chi fa il 5º anno può anche andare a insegnare storia dell'arte, può andare a fare questo tipo di percorso personale che esula un po' anche dal percorso scolastico che ha fatto. Insomma, ecco. Allora noi ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, restate con noi perché dopo la pubblicità insomma abbiamo... Seconda parte di Screenshot, siamo in compagnia di Fausto De Ganuti, direttore dell'Accademia Belle Arti Tiepolo di Udine. Lo dicevamo prima della pubblicità, insomma ci ritroveremo per fare una piccola partita a carte, ma perché? Perché insomma è un corso dell'Accademia, ha realizzato le villane, che sono insomma queste carte da gioco, che vediamole anche qui, De Ganuti, le sbazziamo, far vedere. Se riusciamo a sbazzarle. Insomma un progetto che è nato proprio dal corso di computer graphic ed è ispirato a un fatto storico realmente accaduto, insomma la rivolta del Giovedì Grasso del 1511. Su questo insomma ci avete un po' lavorato per un periodo abbastanza lungo di tempo e sono state realizzate, sappiamo, sono state fatte da Modiano, che insomma nell'ambito delle carte è il numero 1, e prodotte in 2500 pezzi che mi pare siano andati a ruba in poco tempo. Ecco, insomma. Sono esaurite. Adesso ci sarà la seconda edizione, la seconda ristampa, con alcune correzioni, perché ci hanno fatto presente che da un punto di vista ortografico ci sono alcune cose che non vanno bene, ma dobbiamo tenere presente che queste carte sono state fatte da 3 ragazzi, uno di Udine, 2 di Trieste e l'insegnante che è di Padova. Già per noi il fatto di aver inserito in questo contesto un ragazzo di Trieste è per noi un motivo di grande soddisfazione, che lo abbiamo indirizzato sì, verso stendere se vuole, così la regia le riesce in qualche modo a inquadrare. Sì, certo. Dopo... Vediamo che insomma sugli assi hanno insomma un po' i motti e quindi ci sono anche le classiche carte da briscola. Ecco, ci sono anche 4 carte che spiegano la nascita di questo progetto, perché abbiamo voluto ricreare quelle che erano le vecchie carte friulane. Quindi i ragazzi sono andati a cercare quelli che erano i vestiti dell'epoca, ma soprattutto quelli che erano gli oggetti dell'epoca. Pertanto l'operazione è stata un'operazione culturale di alto livello. Adesso chiaramente faremo le correzioni che ci hanno chiesto di fare, anche perché ci sono stati questi piccoli errori. Dopodiché io credo che saranno in vendita per le feste di Natale, avranno anche questo un grandissimo successo, e una delle nostre idee sarà quella di, insieme all'azienda Modiano, di organizzare una grande presentazione a Udine con il Comitato Difesa Osterie, in un posto che stiamo cercando ma che abbiamo già individuato, dove faremo un torneo con 8 coppie di campioni del mondo di questa cosa e poi daremo questa... Di briscola, naturalmente, faremo questa grande manifestazione e le carte friulane torneranno
sì. ad essere vive. Così come si diceva, insomma, questi primi 2500 pezzi sono andati a ruba, e già A ruba. questo è un segnale, perché insomma è una cosa particolare, siamo abituati se no, a giocare con le carte trevisane, ma insomma diciamo che queste sono un'altra cosa. Beh, queste carte qui diventeranno famose come le 500 con la bandiera quando... Sì, esatto, no? perché anche se c'è un errore non importa, perché insomma sono state riprodotte sì. in solo quegli esemplari lì, e comunque è un merito anche per i ragazzi e i loro insegnanti di averci lavorato, perché insomma non è, qui non loro, è una banalità. sembra di no, ma qui loro hanno lavorato quasi 6 mesi, più di 6 mesi. Insomma, complimenti anche per questa iniziativa. Diciamo anche un'altra cosa, voi siete una scuola, insomma un'accademia privata, e dal punto di vista delle istituzioni, lo Stato, la Regione, insomma in che modo vi stanno vicini? Ecco, si riesce ad avere anche economicamente, o dovete fare tutto insomma con le vostre forze? Noi siamo completamente esenti da qualsiasi forma di finanziamento, perché siamo privati, noi siamo una SRL, come molte altre accademie e università in Italia che sono private. Il grande vantaggio è che possiamo avere la possibilità di cambiare alcune cose all'interno senza ricorrere alla burocrazia, che la burocrazia statale per quanto riguarda la parte di questo tipo di università è una cosa che è bene non raccontare. Quindi noi andiamo avanti con le nostre forze, anche se dobbiamo chiaramente sottostare a quelli che sono i dettami dell'ANVUR, che chiaramente è quello che ti dà tutte le direttive, perché basta, noi ogni anno dobbiamo produrre una mole di documenti incredibili per far vedere qual è il livello di qualità degli insegnamenti che facciamo. Insomma. E questo insomma è comunque un livello, come abbiamo detto, sicuramente molto alto. Lo dicevamo all'inizio della trasmissione, insomma questo ampliamento, nuovi spazi, e le chiedo, è preoccupato? Sicuramente sì, per quanto riguarda il caro energia, nuovi spazi significa anche dover riscaldarli, raffrescarli, la corrente elettrica, insomma i costi sono sotto gli occhi di tutti. Come guardate a questo autunno? Ecco, guardiamo con grande preoccupazione, come tutti, perché noi abbiamo bisogno di tantissima elettricità, soprattutto per quanto riguarda la luce, perché i laboratori hanno bisogno di grandi lampade, di grandi potenze di illuminazione, e pertanto anche perché noi facciamo lezione e i corsi, soprattutto i corsi serali, che sono dei corsi che durano solitamente 50-60 ore, per tutti quelli che vogliono venire da noi a fare i corsi di pittura, di grafica, eccetera, li facciamo la sera, dalle 6 alle 10 di sera solitamente, una volta alla settimana, e in quelle ore lì che è il momento in cui la corrente, l'energia elettrica costa di più rispetto durante il giorno. Insomma. Sì, al momento immagino non vi siate accorti della differenza, perché insomma il periodo estivo è il periodo estivo per tanti motivi, e insomma chiaramente in autunno adesso vedremo, bisognerà fare i conti anche con certo. quello. Ecco. Per quanto riguarda invece gli eventi, voi siete anche protagonisti insomma, nella città con Udine Estate, anche lì avete insomma, messo in piedi una collaborazione che insomma, porterà a vedere ancora qualcosa, no? Ricordiamolo. Sì, noi abbiamo fatto una collaborazione con lo IUSVE, sì, che è l'Istituto degli Studi del Vaticano, di fatto, che hanno questa grande università a Venezia, precisamente a Gazzara, che hanno questa. Ci siamo incontrati, loro ci hanno proposto di fare un'operazione di sinestesia. Chiaramente quando mi hanno proposto, o ci siamo parlati, ho subito detto di sì. E pertanto noi faremo lunedì 5, dalle 18 alle 20, un'operazione di questo tipo. I ragazzi dello IUSVE, insieme a un gruppo di maestri di musica, sì, faremo un concerto sotto la loggia del Lionello, e i nostri ragazzi faranno un dipinto. Una parte è già stato fatto, perché chiaramente in 2 ore, certo, non potevi fare
che è di 4 metri per 1,50, quindi una tavola enorme, che poi vedremo anche cosa fare. No, ma anche perché è un lavoro, cioè io ho la fortuna di vederlo crescere giorno dopo giorno, Sì. è un lavoro veramente straordinario, anche perché potrebbe stare benissimo anche in un museo. Ma si può dire il soggetto? O è top secret? No. Aspettiamo il 5 allora. Non diciamo soggetto, Sì? però sicuramente è la prima volta che viene fatto un esperimento di questo genere, e anche questo è un motivo di orgoglio per noi, perché non l'aveva mai fatto nessuno prima, insomma, questo è. Quindi insomma l'invito anche alla cittadinanza Sì, è aperto a tutti, vederlo, no? Perché... è gratuito perché è all'interno di Udine Estate, pertanto ringraziamo anche il Comune di Udine, ma anche la professoressa Rossato che è la coordinatrice dell'USVE, anche perché poi faremo un film su questa cosa che lo divulgheremo sui canali che sono preposti per questa cosa, YouTube e queste cose qui. Sì. Insomma. Sì, insomma siete attivi anche multimediali. Ormai la nostra vita è comandata da questo. Insomma, siamo quasi in chiusura, le chiedo un'ultima considerazione, visto che lei di giovani ne vede tanti e anche di talento, insomma, si dibatte molto su questa cosa, c'è chi dice ma i giovani oggi non hanno voglia di fare niente, chi dice invece ai giovani non vengono date opportunità, lei da che parte sta? Nel mezzo, sto nel mezzo perché molto spesso, allora i ragazzi hanno voglia di fare. Questo è il principio. Noi non gli diamo la possibilità di fare quello che vogliono e loro nel giro di poco tempo si smontano. Forse hanno anche ragione loro, però io glielo dico sempre, il mondo nel quale viviamo, ma da sempre, insomma, no? Deve essere un mondo per curiosi. Infatti quando vengono da me a fare il primo colloquio, io gli faccio un test? No, gli faccio una cosa così, e gli dico, vedi, questo è il buco della serratura. Tu devi guardare dentro il buco della serratura, devi essere curioso, perché devi andare a guardare il dettaglio, cioè l'insieme ti viene dopo. Se tu riesci a trovare questa cosa, vedrai che prima o poi trovi la tua strada. Capiscono questa cosa, però torniamo al discorso di prima. Dobbiamo essere noi, le istituzioni, la scuola, il mondo imprenditoriale, a capire che non possiamo perdere queste forze, perché sono forze fresche e che poi sono quelle che dovranno tirare avanti questo mondo un po' bislacco che nel quale insomma è un periodo un po' complicato. In questo momento non è che stia dando degli esempi luminosi. Ecco. Sì, insomma un po' un punto di domanda sul futuro, comunque l'importante è che ci sia qualche raggio di sole, sicuramente l'Accademia delle Belle Arti Tiepolo di Udine contribuisce a portarlo. Grazie mille a Fausto De Ganuti per essere stati con noi questa sera, grazie a voi per averci seguito, grazie anche alla regia di Martina Beraldo e Francesco Snidero. Finisce qui questo appuntamento. Ci regala le carte? Certo che sì. Perfetto, queste le teniamo anche perché come abbiamo sentito sono rare e preziose, valgono di più. Grazie ancora a Fausto De Ganuti, grazie a voi per averci seguito, buon proseguimento di serata.